Intanto buongiorno, benvenuti a voi e grazie per essere qua. Il buon Natale lo do subito a voi dicendo in questa parola tutto quello che il Vangelo ci aiuta a dire, perché il rischio, appunto, come accennava Don Petrone, è di perdere di vista il Natale. Probabilmente lo abbiamo perso di vista, per cui lo guardiamo e lo misuriamo con canoni e metri che sono diversi da quello reale. Per cui oggi ci ritroviamo col nostro Natale, che è fatto di luci, di rumori, di dolci, di cene, che fa un po' a pugni col Natale del Vangelo, che quando parla della nascita di Gesù se la sbriga in poche righe e non mette tanta fosforescenza che mettiamo noi. Il nostro Natale tante volte ci delude, perché non potendo avere tutto quello che desidereremmo, pensiamo di non vivere un bel Natale, un buon Natale. Ma questa delusione non ha senso se io misuro il mio Natale con quello che Dio mi propone. Ecco, dobbiamo ricordarci che il Natale è nascita e quindi va ricordata una nascita. E allora, come dicevo un po' anche nel messaggio che è stato scritto sull'Amico del Popolo, abbiamo bisogno di riportare Gesù al centro, proprio perché stiamo perdendo il senso del Natale. E quindi non vi meravigliate se inizio dicendo che il Natale serve a tutti per sentire la nostalgia di Dio. Ormai ci siamo abituati anche a Dio, ci siamo talmente abituati a Lui che ne possiamo fare anche a meno. E nonostante ci diciamo cristiani, agiamo come se Lui non ci fosse. E questo ci mette in grossa difficoltà, perché tutti quei valori, quelle cose, quelle realtà, quelle esperienze che Lui ci ha portato, dimenticandole, ci lasciano così, nel nostro vuoto, nelle nostre bolle di sapone, e tante volte non riusciamo più a leggere la vita, i fatti della vita, con quegli occhi di Dio che è importante averli per poter dar senso a quello che noi facciamo. Per cui dal finto Natale dovremmo arrivare al vero Natale, a rimettere Gesù al centro e Lui il protagonista, e noi l'abbiamo fatto diventare una comparsa. Va sempre più rimpicciolendosi e questo rende sempre più vuoto anche il nostro animo. Oggi abbiamo bisogno di rincontrare Dio, ma senza paura. Lui viene incontro a noi nella semplicità di un bambino, un Dio che parla di tenerezza, che parla di amore. Quel bambino sappiamo che quando sarà grande ci dirà delle cose che ci metteranno un po' in difficoltà, ma ce ne dirà tante altre che mentre ci mettono in difficoltà ci aiutano a vivere una vita diversa, una vita migliore. Oggi ci lamentiamo di come vanno le cose nella nostra terra, nella nostra nazione, nel mondo, ma il problema non potrebbe essere che ci siamo dimenticati di Lui. E allora noi vogliamo costruire un mondo senza Dio è come un corpo senza anima. Noi alcune volte davanti alle piantine di plastica diciamo che belle, però poi quando le mettiamo accanto alle piante vere ci accorgiamo della differenza. Oggi un mondo di plastica, dove sembra che tutto è bello, ma può essere anche in parte falso. Incontrare Lui è ridare i giusti colori, è ridare la giusta vitalità alle cose del mondo, ma soprattutto tenendo conto di Lui siamo noi che cambieremo. Ed ecco che c'è l'altro passaggio, è la festa di Dio, e se so far festa a Lui è la festa degli uomini. Lui non è venuto a schiacciare l'uomo, ma a rendere l'uomo grande, a ricordargli che gli ha messo una corona in testa, dice la Bibbia. E ognuno di noi, ricordando questa corona che abbiamo avuto, qualunque sia il nostro ruolo, sentire la preziosità e la bellezza della nostra vita. Oggi sta diventando tutto brutto, il mondo sta diventando vecchio, non ci sappiamo più guardare, abbiamo paura gli uni degli altri, abusiamo degli altri in mille maniere, tentiamo con le nostre gomitate di poter arrivare prima in questa lotta che offende e che non ci dà il giusto posto. Ecco che poi chi ci rimette di più sono i poveri,
sono quelli che nella vita non riescono ad avere quello che a loro tocca perché l'egoismo di tanti riesce a schiacciare loro. Se rileggiamo la storia del Natale ci accorgiamo che quella storia è iniziata a Betlemme e sta continuando ancora. A noi dà fastidio oggi parlare di immigrati perché li pensiamo come intrusi, ma non ha iniziato lui quella stessa storia. Cercava anche lui un posto per nascere, per crescere. C'è stato un Erode che ha ucciso i bambini. Oggi quanti bambini muoiono a mare? Noi ci commuoviamo davanti a Gesù, messo là una statuetta di gesso, messo nel presepe, povero Gesù. Però non riusciamo più a commuoverci davanti al bambino che perde la vita su una barca e viene gettato a mare dai suoi genitori. Ma è la stessa storia. E quante altre storie di gente che noi abbiamo deciso che non devono stare in mezzo ai piedi. Anche per Gesù fu deciso così e dovrà partire in esilio. E la sua vita non fu facile. E poi la sua vita tornando ebbe a scontrarsi con la forza dei potenti. Non c'era posto per lui, era di Nazareth, non contava niente. Ecco allora che abbiamo bisogno davvero di rimetterlo al centro per rivedere la nostra storia e rivedere anche noi. Dio, non umilia l'uomo, lo innalza, però ogni uomo non posso far Natale io schiacciando l'altro, allontanando l'altro. Io la storia non posso cambiarla e nessuno può cambiare, né posso cambiare i flussi dei migranti, perché è gente che vuol vivere. E allora se faccio Natale come cristiano non posso rifiutarli. Fare Natale, io sto leggendo reazioni a chi parla di presepi, a chi non lo parla, ma è bello fare il presepe perché ci emoziona, ci commuove, ma è diventato un giocattolo, una scenografia. E ci siamo dimenticati che ci sono uomini viventi che stanno vivendo la realtà del presepe. E il presepe di oggi è questa realtà che viviamo. Penso agli immigrati, ma penso anche ai nostri poveri. Oggi nelle nostre mense quante famiglie povere ci sono. Però noi non vogliamo essere disturbati, ma forse perché già da allora quel bambino ci ha disturbati con la sua presenza. Una domanda che mi pongo, ma noi un Dio così lo vogliamo davvero? Perché è un Dio che ci mette in grossa difficoltà. Il Dio che ci siamo creati è facile, come il Natale facile che ci siamo creati. Un Dio da accontentare, non da ascoltare. Un Dio che deve fare quello che abbiamo deciso noi, non che noi dobbiamo tentare di fare quello che Lui ci chiede. Un Dio che quando lo seguo mi porta nei posti più impensati, perché Lui è imprevedibile. E se io sono cristiano devo seguire Lui, non posso mettere i miei paletti. Ecco, Natale è la festa della vita, ma non soltanto di chi sta bene, è la festa anche della vita di chi purtroppo non riesce a star bene e fa festa se noi lo aiutiamo a vivere. Ecco, ci tengo che davvero questa nostalgia di Dio diventa la chiave di lettura del Natale. E noi adulti abbiamo bisogno di metterci davanti a quel bambino, perché nelle varie realtà, poco fa parlava di ospedale, andare in ospedale e dire Buon Natale potrebbe essere un augurio stonato, ma invece è proprio là che bisogna dire Buon Natale, perché Gesù è la luce che illumina. Ho celebrato in carcere, ma anche là c'è diritto di dire Buon Natale e dire non sei solo perché Dio è dalla tua parte. D'altra parte anche lui è stato un carcerato, Gesù, e quindi sa cosa significa stare in una cella. Dire Buon Natale a chi è anziano non è dire pazienza se non hai il panettone, è dire sentiti ricco perché c'è Dio che ti tiene per mano e ti accompagna in questa parte della vita. Dire Buon Natale ai tanti giovani, soprattutto della nostra terra, che sono senza futuro, i ragazzi disoccupati che sperano in un lavoro, e dire senti, se credi che Dio è accanto a te, tu ancora puoi rischiare, puoi fare qualcosa di più.
dire buon Natale in quelle famiglie che sono ferite, dove purtroppo l'amore sta diventando sempre più piccolo, e dire guarda a quel Dio dell'amore che sa perdonare, che sa riconciliarti, che sa pigliarti per mano. Dire Natale ai nostri bambini, che purtroppo ci accorgiamo li vogliamo far grandi ad ogni costo, e poi ci ritroviamo con quella tragedia della discoteca o altro, bambini che da piccoli già hanno la bottiglia in mano, hanno fatto l'esperienza dello spinello, e qua dovremmo interrogarci noi, un mondo senza Dio dove arriva? Allora dico buon Natale, lo dico davvero col cuore in mano, che la gioia di questo bambino che torna a dirci che ancora è possibile ripartire, continuare, riscoprire, costruire cose nuove, ridare vitalità a questo mondo. Questo annuncio che ci dà questo bambino è un annuncio di cui tutti abbiamo bisogno. Io vorrei che entrasse in ogni famiglia e che ognuno di noi lo sentisse questa voce. Io sono tornato per te. E quando c'è un Dio che viene a dirmi questo, il cuore si apre alla speranza. Allora continuiamo ad affrontare le difficoltà della vita, sono tante. Noi che abitiamo in questa parte finale d'Europa ce ne avvertiamo davvero che sono davvero molte. Però in queste difficoltà non rassegniamoci. Se facciamo Natale non c'è posto per la rassegnazione. Non possiamo parlare al passato, questa terra era. Riprendiamo la grammatica della vita che ci ha portato Gesù, cominciamo a coniugare i verbi al presente, ma soprattutto coniughiamoli al futuro. Abbiamo bisogno di verbi al futuro perché quelli diventano un impegno. Sarà una vita diversa, sarà una vita più vera. Il mondo finirà di essere una stalla se ci mettiamo Dio. Quando lo togliamo, tornerà ad essere una stalla e l'uno tenterà di far male all'altro. Ecco, il mio buon Natale è questo desiderio di un Dio che occupi più spazio, e nei nostri cuori, nelle nostre vite, nelle nostre famiglie, lungo le nostre strade. E sappiamo che questo Dio non lo troviamo solo in chiesa. È là il luogo sicuro. Però poi mi dice cercami altrove. E questa ricerca di Dio diventa fede. Noi la chiamiamo fede. E quando lo cerchiamo sul serio ci accorgiamo che è Lui che ci sta venendo incontro. Allora è l'incontro da due che sono in cammino per continuare la strada insieme. Ecco, con la gioia nel cuore, la serenità, anche se ci sono le nuvolette che portano tristezza di qua e di là, auguro davvero un buon Natale, o come ho sempre detto in questi anni, vero Natale, pieno di Dio, pieno di luce e pieno di voglia di vivere, pieno di novità e soprattutto per una terra che diventi più abitabile e il nostro territorio più vivibile. Grazie davvero a tutti e un abbraccio a chi è a casa, e l'abbraccio del Vescovo per chi crede, l'abbraccio di un fratello, per chi non crede l'abbraccio di un uomo che crede nella vita, e quindi abbiamo diritto anche di abbracciarci tra noi. Buon Natale a tutti.